Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati i nostri ospiti. A questo punto ve li presento subito. Ben ritornato Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi, e anche Chiara Bonato, segretaria generale SPCGIL Vicenza, grazie. Buongiorno. Anche a lei. Allora, è una puntata un po' particolare per ricordare dei punti, dei capisaldi, dei valori fondanti e fondamentali non solo per il sindacato dei pensionati ma anche per la CGIL, tanto che per ribadirli, e stiamo parlando di aspetti veramente importanti della vita di tutti quanti i cittadini, da ai massimi sistemi alle cose molto più pratiche, è stata organizzata una manifestazione molto importante a Napoli il 25 maggio, partecipazione libera, ma adesso i nostri ospiti ci racconteranno anche come è possibile e in che termini partecipare. La via maestra insieme per la Costituzione, per un'Italia capace di futuro, per un'Europa giusta e solidale. Ecco qui la locandina: diritti, istruzione, salari, ambiente, democrazia, salute, pace, lavoro e pensioni, punti fondamentali. Un po', segretario, il sunto di politiche e di azioni che voi avete intrapreso più e più volte. Ma come mai è stata organizzata questa manifestazione a Napoli in modo particolare e il 25 maggio? Tanto buongiorno a tutti. Abbiamo organizzato questa manifestazione a Napoli il 25, che è un momento nel quale proviamo a segnare un po' il punto rispetto alle questioni più complicate che attraversano non solamente il nostro Paese, non solamente l'Europa, ma il mondo intero. Tant'è vero che questa è una manifestazione promossa dalla CGIL, ma da una miriade di associazioni. Sono circa 160 le associazioni che fanno parte di questo infatti abbiamo movimento. Anche una slide, sì. La seconda, la terza, che proprio mostra tutti i promotori e le 505 adesioni. Ne cito solamente alcune, le ACLI, Emergency, la Fondazione Franco Basaglia, Fondazioni GIMPE, Gruppo Abele, Lega Ambiente, Libera, WWF, insomma sono tantissime associazioni che svolgono un'azione che riguarda la condizione materiale delle persone sicuramente, ma anche condizioni di ordine generale. Ora, le cose che vediamo tutti i giorni sono particolarmente preoccupanti. In primo luogo la questione della guerra. Ormai abbiamo le guerre sotto casa, per non dire quasi in casa, pare non abbiano soluzioni, vittime civili, donne, bambini, vecchi sono massacrati. C'è il tema della nostra Costituzione, poi dopo lo vedremo un po' più avanti. Ci sono temi sui quali è necessario che tutte le forze sane del Paese dicano la loro. Da qui la manifestazione di Napoli il 25. Sarà una grande manifestazione in cui il sindacato, assieme a tutta questa miriade di associazioni, di persone, di giovani, di studenti, donne, eccetera, cercano di fissare un punto, cioè di dare un segnale di indisponibilità ad accettare passivamente quello che sta succedendo. Noi sappiamo benissimo che non è che cambi le cose, le guerre nel mondo attraverso le manifestazioni, però è bene farle perché la gente sappia che ci sono dei movimenti che si oppongono fermamente alla logica della guerra. La logica della guerra è sempre perdente, lo diciamo noi, ma adesso senza fare citazioni altisonanti lo dice il Papa, la guerra è sempre una sconfitta per chi la fa e una sconfitta per chi la subisce. Vediamo con preoccupazione l'incremento di risorse destinate alle fabbriche che producono armi, perché come abbiamo detto in tante occasioni tutte quante le industrie realizzano dei prodotti per venderli, non ci sono industrie che fanno dei prodotti per non venderli, e quindi nel momento in cui finanzi l'industria bellica è sicuro che quelle armi saranno vendute, perché ci sono imprenditori che fanno
più o meno legittimamente profitti su questo fronte. Quindi il nostro grido è quello di provare a fermare le guerre. Ripeto, è una manifestazione e quindi non abbiamo il comando di quello che succede in giro per il mondo, ma guai a noi se non facessimo tutto quello che è nelle nostre possibilità di fare per dire con chiarezza che noi, il movimento sindacale, le persone, i giovani, gli studenti, donne, uomini, bambini, sono tutti contro la guerra e la guerra è sempre una sconfitta. Assolutamente. Cosa ne pensa lei, segretaria, relativamente a questo tema? Poi ce ne sono anche altri, perché visto che ce ne sono un bel po'. Sì, io quello che diceva, condivido pienamente quanto diceva Massimo, nel senso che dare il segnale che la guerra non è il mezzo di risoluzione dei conflitti, anzi esaspera i conflitti, perché poi è difficile uscire dalle guerre. L'abbiamo visto in Ucraina, lo stiamo vedendo in Ucraina, lo stiamo vedendo quanto succede tra Israele e Palestina, ma in tantissime situazioni del mondo. Queste sono le due forse che più sono al risalto della cronaca, ma le guerre ci riguardano più da vicino. Ci riguardano più da vicino, dovrebbero riguardarci tutte da vicino, e dalla guerra non si esce se non con la distruzione di uno dei due, ed è pesantissimo, ed è un conto pesantissimo da pagare, perché poi lo pagano soprattutto le persone più deboli. Lo pagano i bambini, vediamo le immagini che ci arrivano dall'Ucraina, da Gaza, dallo Yemen, insomma da varie parti del mondo, lo pagano i più fragili. No, poi soprattutto anche a livello di input educativi di che si parlava, come possono crescere e diventare adulti poi questi bambini che hanno visto certe situazioni ai danni dei propri genitori, quindi anche con che livore, con che rancori poi affacciarsi al mondo da adulti, e queste sono delle conseguenze, si possono covare delle micce sotto molto le cene. Pericolose, dipende da come finisce. Comunque la famiglia l'hai persa, per prescindere da come possa finire. Sì. Nessuno te lo va no, ma a anche il peggioramento di una situazione successiva anche dipende, no, da come finisce e da come si riesce a recuperare questi bambini, perché bisogna poi riuscire a recuperare, a cancellare dai loro occhi quel terrore e quell'orrore, ed è un compito non facile. Assolutamente, segretario. Quindi per la pace è uno appunto dei vostri temi forti, ma non è solo questo, ce ne sono anche altri su cui voi vi state battendo da tempo, e tra cui appunto la Costituzione. Sì. Perché e in che modo sentite che possa essere minacciata? Ecco, vede, adesso vorrei provare a fare un ragionamento, diciamo, come si dice, un po' a 360 gradi. La nostra preoccupazione è che a fronte di questo clima di cui abbiamo appena detto, insomma, ecco, le guerre, le tensioni che ci sono, conflitti che aumentano, antisemitismo, leggiamo proprio in queste ore di esponenti della politica a livello europeo che ci dicono che forse le SS non erano neanche poi così male, non c'è generalizzata una critica netta al fascismo e al nazismo, le tensioni aumentano, la povertà aumenta. La nostra preoccupazione è che di fronte a tutto questo la risposta più immediata sia quella dell'uomo forte o della donna forte, diciamo nel caso nostro, cioè dell'uomo forte che possa lui risolvere tutti quanti i problemi. Attenzione, perché l'idea dell'uomo forte nel mondo l'abbiamo già visto e non è stata un'esperienza, diciamo così, entusiasmante. La nostra preoccupazione è questa, cioè che la riforma costituzionale, così come si presenta dalle proposte che fa questo governo, diciamo che in sé rappresenta un unicum, cioè è l'unico caso al mondo nel quale si realizza in un unico appuntamento elettorale
il Presidente del Consiglio e la maggioranza che lo sostiene. Con questo facendo saltare un impianto costituzionale straordinario, che è quello della nostra Carta Costituzionale, che prevede appunto dei bilanciamenti tra i poteri dello Stato. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. I tre poteri fondamentali degli Stati moderni, che sono il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario, hanno un loro equilibrio che è strutturato con gli articoli principali della nostra Costituzione. L'idea che hanno il governo di destra, insomma, che sta predisponendo, che ha predisposto la riforma costituzionale, in realtà consegna al Presidente del Consiglio, quindi al capo del governo, una sorta di potere assoluto. Deve essere chiaro, noi non possiamo dire che le repubbliche presidenziali o semipresidenziali in quanto tali sono antidemocratiche. La Francia è un paese semipresidenziale, gli Stati Uniti sono un paese presidenziale, tuttavia nei loro ordinamenti hanno pesi e contrappesi. Si prefigura invece in Italia una impostazione della nostra Costituzione che vede diciamo coalizzati il capo del governo e la maggioranza che lo sostiene in maniera diciamo assoluta e indissolubile. E questa cosa è un elemento di grandissima preoccupazione, intanto perché toglie un potere al Presidente della Repubblica. Però si dicevano che non veniva intaccato il ruolo del Presidente della Repubblica. Viene assolutamente intaccato, nel senso che attualmente il Presidente della Repubblica è in grado di, a fronte di una crisi di governo, e quindi del venir meno di una maggioranza che ha formato un governo, di trovare un'altra soluzione all'interno del Parlamento. I cosiddetti governi tecnici, i vituperati governi tecnici, sono esattamente questo, sono un tentativo che il Presidente della Repubblica fa per trovare nel Parlamento, essendo la nostra una Repubblica parlamentare, o meglio è ancora adesso, non sappiamo dopo, una Repubblica parlamentare, di trovare nuovi equilibri per consentire la continuità di un'azione di governo. Però appunto, come diceva lei, vituperati, perché poi hanno dato frutti che non sono stati così. Ma questa è una responsabilità apprezzati. Della politica, nel senso che il Presidente della Repubblica interviene nel momento in cui non trova le piene disponibilità delle forze politiche a trovare soluzioni alternative. Cioè i governi tecnici rappresentano un'alternativa al buio, ma sono anche lo specchio della crisi della politica. Cioè abbiamo sentito forze politiche criticare i governi tecnici quando la responsabilità di fare i governi politici è appunto della politica. Nel momento in cui passasse questa riforma costituzionale, noi speriamo ardentemente di no, e quindi speriamo che ci sarà sicuramente un referendum al quale inviteremo a votare contro, si crea una situazione tale per cui il Presidente della Repubblica non ha più quella funzione di formazione dei governi e non ha più quella funzione eccellente, tra l'altro nel caso specifico portata avanti dal nostro Presidente Mattarella, di creare e di trovare le soluzioni all'interno del Parlamento, quindi confermando la centralità del Parlamento. Chiaro, io devo interrompere un secondo perché siamo andati un po' oltre il tempo, abbiamo un brevissimo intervallo, quindi voi restate con noi, dopo diamo nuovamente la parola ai segretari per analizzare i vari aspetti sul 19, vi aspetto.